Un incontro di famiglia nell'elegante giardino d'inverno sceglie la sua casa di Tombolo, Sara Doris, per presentare il libro dedicato al padre Ennio in un racconto intervista con il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Ad ascoltarla la mamma Lina, autrice della postfazione, e il fratello Massimo, che ha scritto la prefazione di Ennio mio padre. Sara e il padre sorridono nella foto di copertina, l'una accanto all'altro, lei appoggiata su di lui. Quando si è trattato di scegliere che cosa mettere nella copertina, sicuramente cercavo qualcosa che lasciasse trasparire senza troppe parole il legame, che c'è assolutamente tra me e mio papà, ma non solo tra me e lui. Io sono una delle tante persone che lui ha amato, quindi io credo che in me si possano rispecchiare molte persone in quella foto. Un racconto nato da tanti racconti. Ennio Doris era un uomo di relazione, spiega Sara. Credo che questa sia la sua più grande eredità, quella che ci ha lasciato, quella di essere delle persone che amano le persone. Papà aveva proprio questo affetto sincero, non era un modo di essere per piacere agli altri, no, era proprio così ed era un qualcosa che aveva ereditato proprio dalla famiglia, questo piacere di stare con le persone, di condividere quel poco che si aveva, perché poi arrivava da una famiglia sicuramente dove il contesto era abbastanza povero, però era una famiglia in cui si festeggiavano i compleanni. Per esempio, ho scoperto, chiacchierando con un suo amico delle elementari, diceva: a casa di tuo papà si festeggiavano i compleanni anche se non c'era niente, no? E questo la dice lunga sul modo di intendere le relazioni nella vita di Ennio Doris. Un'impronta indelebile quella lasciata dall'uomo. Questa è la prova vivente che un piccolo paesino come Tombolo può essere il centro del mondo. Il centro del mondo non solo per i successi che Ennio Doris ha avuto nella sua vita e per quello che ha lasciato, ma il centro del mondo nel senso che evidentemente qui da qualche parte ci sono degli ingredienti che permettono che partendo da Tombolo si scalino delle vette pazzesche. Un uomo a cui il comune pensa di dedicare la biblioteca con la sala della tecnologia perché, come ha ricordato il sindaco, lui era troppo legato al suo Veneto, lui si sentiva tombolano, padovano e veneto e dopo anche italiano logicamente.